Amici ed amiche della Palla Spicchi regionale, benvenuto al Palazzetto dello Sport di Cordenons per Sport House FVC. Un saluto da Luca Dalla Marca. Offensivo, Cestaro accetta il pick and roll, non serve poi lo stesso Macro, si va dall'altra parte dove c'è Schina, Colli, non ci pensa due volte per il passaggio per Macro, attacco di Cordenons, ancora di Prampero dalla lunghissima distanza, secondo ferro, il rimbalzo di Peppe Casara, altri 14 secondi, extra possesso, ancora di Prampero, alza tantissimo per la parabola. Il blocco di Franco, forse un'infrazione quella di Scutiero non vista dagli arbitri, si continua a giocare lo scatto extrapesticulare nell'angolo per Colli, il consegnato per Scutiero, Cestaro, ancora Scutiero, dialogano i due, la tripla, Staro sulla sinistra, il blocco di Colli, il repick di Scutiero che adesso riceve abbastanza solo, che ammutolisce un po' il pubblico di casa di Prampero, deve trovare una soluzione. Cordenons, eccola! -2 adesso Cordenons, Iveta, lo scambio con Crestane, il blocco portato da Modolo, taglia dentro Modolo, la tripla di Prampero, il consegnato per Corazza, si va da Modolo che vuole fare sportellate con Macaro. I ragazzi di coach Celotto, neanche dopo questo time out, Colli triplicato, bellissimo il passaggio per Macaro. Secondi, alla fine pivetta, bella pinta di tiro di Corazza che va su, si prende tutto, Colli a portare il blocco, rolla in mezzo Colli, ostacolato da Crestan, Bullara si prende la tripla, bersaglio! Finisce così allora, con l'ultima preghiera di Crestan,